gente venia a festeggiare Capiese Verta e come ogni anno Dea Serenissima festeggeremo Capodanno. Adame e gentiluomini se presentemo e domarante che pevarine siamo. Nel corso della festa, quando vi comoderà, a darvi un ciamo, sto campanello provvederà. E chi notase, spezzetto l'orbarà. Sto cantasso per annunziar chi per occasione si bea, oltre che qua presenza, ne onorerà con la savea. Intanto ringrazio tutti quanti qui che stasera mi intrattenirà, soprattutto grazie perché sei venuti. Dopodiché ho bisogno di ringraziare gli sponsor e ora prima del tutto è il Vignal di Gheri, perché se stasera se beve è il Vignal di Gheri. E dopo se vogliamo andare a birra che sia da bene. Altro non ho mica da dirvi, sapete. L'unica roba è che l'importante è che si divertito. Signori? Che festa comincia! Un divertimento! Mane, beve, bae, mareccia peneo, o dare a suonare il campanello. Vieni qua, amorosa. Grazie de cuor a chi con grande garbo, senza riserve, mosso da passione, reso ga possibile l'ambizione, ne incontri a capiere eventi, trattar de Venezia storici argomenti. Applauso al grande al nostro Edoardo! Buon anno, perché ogni anno mi tocca dire sta solfa. Allora, quelli stati anni se troppo erezze, state per ascoltarmi. No, qua in questo magnifico festeggiamento ho fatto col cuore dei nostri magnifici ospiti, Marante che soprattutto l'anfitrione Chico, dove sei? Qua fuori. Una cerimonia bellissima, una roba di amicizia, uno dei pochi momenti che i veneziani si ricordano di essere veneziani, con un clima anche di affetto e di umanità. È anche una giornata speciale, perché gli altri non lo sapevamo, ma Zedrio morir è l'anno, è la stagione invernale. Perché in origine non si scominciava con questo primo de Genaro, si scominciava quando veramente nasceva la vita. E quindi parlo dei culti pagani, che stai messi da parte, la storia passa, però la cultura veneta iseri emersi. Addirittura i primi calendari par che scominciasse dalla primavera. Viva sta marcia! Altera, vestia de pregiati brocati smarii, languida ti te specie nell'argento dei rii. I marmi antichi dei to prospetti, te orna come de buran merletti. Ma ne a notte, in man a un deficiente, na bomboetta de pittura spray, te sfregia con rendi scarabocci, che de artistico non ha proprio niente. E dato che il gotico fiorito ben poco si intona col graffito, s'intermada di civil passion, de netar Venezia ha fatto una missione. Associazione Guide Turistiche Veneziane e Allora, per questa cosa io mi sono associata con questo personaggino qua. La fardica. Ecco, ho fatto una farò. Allora, ieri e anche ancuo e guida turistiche autorizzate di Venezia, ese poche, l'avete visto sui giornali, che ha fatto delle visite gratuite
e non so se si riuscì a partecipare. E abusivi li ha fatti pagare. E così l'ha fatti pagare, questo è vero. E avevamo iniziato a raccolta fondi. Perché questa che abbiamo ricavato e che speriamo anche di ricavare stasera con l'asta che sarà dopo, daremo all'età dei graffiti. Intanto uno sulla colonna del Salomon che si qui appena di fronte alla porta di Acarta e una della biblioteca Marciana. E ora per dare rilievo a questo evento, l'associazione delle guide turistiche, che di solito siamo tutte un po' con la puzza sotto il naso, lo dico io che sono la presidente e me ne assumo la responsabilità, e lo dico anche in italiano, che così qua sembra quasi più serio. Ci siamo associati con Venezia.com che sul sito ha dato ampio spazio all'evento. Purtroppo, siccome abbiamo fatto una conferenza stampa in comune e i giornalisti, come lo sapete, sono più attirati dalle notizie un po' scandalose, un po' così, che fanno boom, piuttosto che agli eventi culturali, hanno dato spazio all'abusivismo, che è un problema serissimo che noi abbiamo. È passato poi in secondo piano l'evento, per cui i numeri da chiamare per iscriversi a queste visite sono passati in secondo piano. Comunque insomma dai, andiamo avanti, perché poi loro hanno un archivio fotografico di tutti i graffiti della città, e quindi io mi impegno a raccogliere i fondi. La mia collega lì dietro che fa finta dei pomi, che è mia vicepresidente, che ha un Mario che fa l'architetto e che se così qua sovrintendente, è quella che spinge avanti le pratiche in sovrintendenza per fare le cose in modo regolare. Per cui se uniamo questo più quello, insomma speriamo di elettare che non fiade più di quei doni a Piazza San Marco. Spero proprio di sì. Noi altri dovremmo cominciare in maniera abusiva. Però dopo se dovremmo fermare, perché prima la poesia nega detto a se perde, perché se perché quello che è il padrone del muro è può denunciare, cioè, quindi, e uno che Benetton un po' in grande. E seconda roba, ce non potremo andare avanti di notte a pitturare muri, cioè così. Anche perché io facevo di notte e andavo in marci e perdemmo i seggi di pittura in terra. E poi a Nuova Venezia scriveva pittura nei muri ma perdono la pittura in terra. Comunque adesso abbiamo visto che la roba comincia ad assumere un carattere ufficiale, e questo è l'esempio, e quindi vabbè, cioè, stavolta siamo chiamati in causa per questa roba di graffiti, che è un piccolo problema tra il mare di problemi che ha Venezia, e speriamo che con le guide turistiche e con altre associazioni, autorità che vorrà interessarsi della roba, riusciremo a fare pulizia, perché Venezia è veramente deturpata, fa veramente schifo. Io mi non ho mai parlato con Caterina di questo, però anche a me lavoro col turismo e molti turisti mi dicono che la città fa schifo, indubbiamente, perché finché c'è qualche scritta sui muri, sì. Però c'è delle zone che fa veramente schifo. Dopo gli fai le foto, gli porta al paese suo e facciamo una figuraccia, insomma. Basta. La serata adesso siamo arrivati al club. Asta de pregio che abbiamo organizzato solo per voi. Ve raccomandemo di offrire con generosità, e il ricavato a metà i muli di Venezia servirà. Venga dunque bandì, braccetti curti e grassi in scarsea, per sostenere l'iniziativa tanto bea. Venga bambini, grassi curti e grassi in scarsea. Offerta benefica.
Grazie.